Le colline di Marostica franano, la situazione nelle ultime ore è peggiorata ed è critica. I terreni inzuppati scivolano pericolosamente verso valle. A Crosara si registrano diversi smottamenti. Nel centro di Crosara abbiamo degli smottamenti multipli nei tratti dietro di fatto l'abitato che vanno a interessare poi la valle con il possibile intasamento dello scarico sotto di fatto quello che è il centro abitato di Crosara e sotto il parcheggio del centro della frazione. Stiamo capendo con la regione e con i tecnici di protezione civile come fare per andare a rimuovere nel tempo più veloce possibile il materiale. In questo momento è anche difficoltoso perché tutti i mezzi pesanti sono impegnati nei comuni dove si sono rotti gli argini. Altra situazione difficile nella frazione di San Luca. Poco prima del ponte da San Luca verso Crosara c'è stato uno smottamento del manto d'asfalto e anche in mezzo al bosco si vedono le curve di crepatura del cedimento di fatto del fronte collina. Si sviluppa per quasi una sessantina di metri in larghezza e per un 150 in profondità giù per la valle. Abbiamo due frane importanti in via Valerio, la zona di Pradipaldo, le abbiamo in direzione Vallonara, stiamo monitorando tutto e naturalmente cercando di rimuovere il materiale per mettere in sicurezza. Ieri sera alle 11 ci hanno segnalato anche una frana nei pressi del Castello Superiore e quindi anche lì adesso dovremo monitorare.